Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi parlerò del peso corporeo e della fibrillazione atriale. Questo video fa parte di una serie che potete trovare sui miei canali Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, che vi invito a seguire. È importante mantenere un peso corporeo nella norma e perdere peso se si è nella fascia di sovrappeso o obesità, perché questi ultimi due costituiscono un fattore di rischio importante per tutte le malattie cardiovascolari e inoltre sono un fattore di rischio sia per sviluppare un'aritmia che è la fibrillazione atriale, sia se si ha già avuto la fibrillazione atriale, sono un fattore di rischio per la recidiva. In particolare si è visto che maggiore il peso corporeo e maggiore il proprio indice di massa corporea, che adesso vedremo come calcolare, e maggiore il rischio di poter sviluppare queste aritmie. La notizia buona è che se si interviene con i cambiamenti di stile di vita, con la dieta, l'attività fisica ed altre cose che vedremo, riducendo del 10% il proprio peso corporeo se si è appunto nella fascia di sovrappeso o obesità, si ha una riduzione importante del rischio di recidiva di aritmie e anche della riduzione del rischio di insorgenza di queste aritmie. Inoltre, il controllo del peso evita che la fibrillazione atriale progredisca dallo stato di parossistica a quello di persistente e poi di quello permanente, ossia cronico. Per calcolare il proprio indice di massa corporeo, basta andare su internet, su qualsiasi motore di ricerca, e scrivere calcolo indice massa corporeo Ministero Salute. Il primo link che comparirà sarà appunto quello del Ministero della Salute italiano, ossia www.salute.gov.it. Cliccando sopra si accederà a questa pagina. Scendendo in basso troveremo il calcolatore. Muovendo i due indicatori, quello del peso e quello dell'altezza, e mettendo i nostri dati oppure scrivendoli direttamente sulla destra, potremo calcolare il nostro indice di massa corporeo. Se impostiamo ad esempio come altezza 1,75 m e peso 70, sotto vedremo che saremo nel normopeso, l'indice di massa corporeo sarà 22,86 normopeso. Se invece siamo alti 1,75 m e pesiamo 80 kg, siamo nella fascia di sovrappeso. Ancora, sempre con la stessa altezza, 1,75 m, se pesiamo 95 kg, siamo nella fascia di obesità di prima classe. Come possiamo vedere dai dati riportati in basso, il 35,5% della popolazione italiana è attualmente in sovrappeso e il 10% nella fascia di obesità. Si ribadisce anche su questo sito no alle diete fai da te, in quanto questo calcolatore non tiene in considerazione la massa muscolare, la massa ossea, la massa grassa, ma è soltanto un indice generale. La perdita di peso, tuttavia, deve essere considerato un punto chiave nel percorso di cura di tante malattie cardiovascolari e anche della fibrillazione atriale. Giusto per dare alcuni dati derivati da studi scientifici, si è visto come ogni aumento di 5 punti dell'indice di massa corporea aumenta del 10-13% il rischio di sviluppare la fibrillazione atriale, soprattutto in seguito ad interventi chirurgici. Inoltre, anche chi viene sottoposto ad ablazione, la bruciatura della fibrillazione atriale, se non si ha una perdita di peso e si è nella fascia sovrappeso o obesità, si ha un rischio più alto che possa ritornare la fibrillazione atriale. La notizia positiva è che se si interviene controllando il peso, si può avere un'importante riduzione sia della sintomatologia della fibrillazione atriale, sia delle recidive e sia della lunghezza degli episodi. C'è infatti uno studio che è stato pubblicato ormai più di 10 anni fa che ha dimostrato tutte queste cose.
La riduzione del peso, che viene solitamente consigliata se si è nella fascia di sovrappeso o obesità, è un target del 10% del proprio peso, ossia se si pesa 80 kg di 8 kg, 90 kg di 9 kg, 100 kg di 10 kg, finché non si raggiunge poi il normopeso. Questi dati sono associati a una riduzione degli episodi di fibrillazione atriale. Ricapitolando, in questo video abbiamo visto come il controllo del peso corporeo sia uno dei fattori più importanti per la prevenzione cardiovascolare in generale e soprattutto per lo sviluppo di aritmie come la fibrillazione atriale. Abbiamo visto come la riduzione del peso può far regredire gli episodi di fibrillazione atriale, la severità ed evitare soprattutto la progressione. Abbiamo visto inoltre come calcolare il proprio indice di massa corporeo sul sito del Ministero della Salute italiano. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo. Vi invito inoltre a seguire i canali social Facebook, Instagram e YouTube Dr. Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, dove potete trovare altri video informativi e divulgativi come questo. Grazie e buona salute a tutti!